Pensiero del giorno, lunedì 21 luglio. Fare il primo passo verso l'altro. Un altro aspetto dell'arte di amare, forse il più impegnativo di tutti, che ne mette alla prova l'autenticità e la purezza, richiede di essere i primi ad amare, prendendo sempre l'iniziativa, senza aspettare che sia l'altro a fare il primo passo. Questo modo di amare ci espone in prima persona, ma se vogliamo amare a immagine di Dio e sviluppare quella capacità di amare che Dio ha messo nel nostro cuore, dobbiamo fare come Lui, che non ha aspettato di essere amato da noi, ma ci ha mostrato fin dall'inizio, in 1000 modi, che ci ama per primo, qualunque sia la nostra risposta. Siamo stati creati per essere dono gli uni per gli altri e ce ne rendiamo conto nel nostro essere mettendoci a rischio per i nostri fratelli, con quell'amore che anticipa ogni gesto d'amore dell'altro. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.